Allora, noi leggiamo Romani e le testimonianze ci fanno vedere che quello che leggiamo in Romani è vero. Gesù salva, Gesù trasforma e lo può fare ancora nei nostri tempi. Vi ho raccontato che nella nostra assemblea si è convertito un musulmano, quasi l'ho raccontato, era un libanese, e ancora vediamo tanti cambiamenti nella sua famiglia. Capitolo 8 di Romani, versetto 1. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Mi ha liberato lo Spirito della vita in Cristo Gesù. Un semplice confronto fra il capitolo 7 e 8 mi ha aiutato molto. Ognuno che legge può vedere che nel capitolo 7, sapete quale parola c'era più spesso? Io. Io voglio e io non faccio, io non posso. Nel capitolo 8 la parola che c'è molto spesso? Lo Spirito. Lo Spirito di Dio, cioè lo Spirito è Dio stesso. E già qui dice la legge dello Spirito della vita, per me, faccio una confidenza, per me, io qua nel versetto 2 leggo, perché il principio dello Spirito non è un'altra legge rigida che ci tiene, come il capitolo 7, in schiavitù, ma credo che l'Apostolo Paolo vuole dire il principio dello Spirito di Dio o l'attività dello Spirito di Dio mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, l'abbiamo visto poco fa, Dio lo ha fatto. Grazie a Dio. Grazie Signore. Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato e a motivo del peccato, e ha condannato il peccato della carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo, e adesso qui c'è il punto importante, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Allora, dal dilemma che ho descritto poco fa, nel capitolo 7 dove dice me infelice, qui c'è la risposta. In quel capitolo 7 non ha menzionato lo Spirito di Dio. Qui, adesso lo vedrete, parla sempre dello Spirito di Dio, maiuscolo di Dio stesso, e dice Dio ha fatto un'opera di liberazione, ha mandato Gesù, ha condannato il peccato della carne, affinché il comandamento fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito. Versetto 5, e arrivo subito a spiegare qualche cosa. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Cioè la realtà non è soltanto del capitolo 6 posso adesso anche non peccare più, del capitolo 7 mi succedono ancora dei peccati, è finito tutto là, no? La potenza di Dio è che lo Spirito Santo abita in te. Tutti quelli, come abbiamo
sentito Tommaso, adesso Orchida, tutti quelli che hanno dato il cuore al Signore sono stati rigenerati, hanno lo Spirito Santo in sé. Questo è Dio stesso. E adesso dipende, siccome questo forte c'è nel nato di nuovo, lo Spirito Santo c'è nel nato di nuovo, adesso dipende a chi vogliamo dare più retta. Il nato di nuovo possiede lo Spirito Santo, ma si deve ancora decidere a chi dare più retta: allo Spirito Santo, alla Bibbia, ai credenti che lo amministrano, o alla carne. Può ancora peccare, può anche non peccare e può orientarsi allo Spirito Santo. Il nato di nuovo non è senza la presenza di Dio nella sua vita, non è senza Spirito Santo, altrimenti non è nato di nuovo. E se bada a Lui, se più in là, dico più direttamente, se dà retta allo Spirito Santo, non pecca. Versetto 5 abbiamo letto: il nato di nuovo deve ancora scegliere. Ci sono quelli nati di nuovo che camminano con la carne, e ci sono i nati di nuovo che camminano secondo lo Spirito di Dio. Quando ci decidiamo a accettare il Signore, lo Spirito Santo viene in noi, in uno saldato su Gesù, ci dobbiamo ancora decidere per tutta la nostra vita fino all'ultimo giorno che respiriamo ancora fisicamente su questa terra, a chi dare più retta: al peccato che dal nostro corpo ancora tira e tira e tira, o allo Spirito di Dio. Questo dipende da te, questo dipende da me. Versetto 6: ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Nel nato di nuovo c'è ancora la carne che desidera portarla nella direzione di offendersi, di offendere gli altri, di scoraggiarsi e alla depressione. E la depressione è terribile, perché vuole per forza il suicidio, chiama sempre lì. Questo è la nostra salva. E questo avviene se il credente è nato di nuovo, dà sempre retta alla carne. Io voglio, io pretendo, quello non mi deve dire niente, la sacerdoteria. Il credente con la carne si offende, è ricalcitrante, ricambia e diventa sempre più triste, sempre più amareggiato e sempre più depresso. Ma in lui c'è l'altro, lo Spirito Santo, che il credente dovrebbe scegliere di far comandare lui. L'altra volta che sono stato qui da voi siamo andati a mangiare poi in una pizzeria turca, abbiamo mangiato fuori. E io penso che anche voi siete abbastanza pratici di andare in pizzeria, ristoranti, eccetera. Venite in entriamo in questi locali, personale triste, a quel locale chiede, a quel locale la pizza, dietro il forno un uomo tristissimo, si arrabbiano fra di loro, gli ospiti non vengono più, ma sempre di mano in peggio. E l'ospite osserva questo e dice: qua ci vuole poco che chiuda. C'è qualche cosa in questa pizzeria, c'è qualche cosa in questo ristorante che non vedo un viso contento, non vedo. Chiamiamo noi il padrone. Che c'è qui da voi?
stiamo spendendo più soldi di quanto incassiamo, non quando prende più, quello mi ha fatto questo non viene più, questo si è ammalato, questi si sono litigati, ci vuole poco che chiediamo. Come i credenti che seguono la carne, la distruzione, la morte. Dopo 2 mesi andiamo di nuovo nella stessa locale. La ragazza che porta la carta sorride. Quello dietro il forno è tutto che c'ha tanta forza, che c'ha voglia di lavorare, che è contento. Quello che ti serve a tavola ti chiede ancora, posso portarvi questo, avete bisogno di qualche cosa. Lì si sorridente. Ma perché? Chiama il padrone. E da quando sono mancato, da 2 mesi fa, è cambiato tutto, sì. Come l'hai fatto? Ho sostituito quello che mi dava tutto qui dentro. Quella persona che mi dava prima, l'ho tolto. Adesso c'è un'altra persona e quello, adesso che seguiamo tutti a lui, qui tutti quanti che lavorano sono contenti, sorridono, fanno straordinari, c'hanno voglia e vengono sempre più persone. E fra poco possiamo comprare a un attrezzo per quanti soldi ci avanzano. Perché ho cambiato la persona che mi dava dentro. Ecco, il credente nato di nuovo che segue la carne è sempre più scoraggiato perché è stato scoraggiato dallo scoraggiamento precedente. Da quel credente che toglie la guida della carne, toglie quella carne e lascia le direttive allo Spirito di Dio. Guidando lo Spirito di Dio, il credente ha piacere a aprire la Bibbia. Il credente ha piacere di venire alla riunione a pregare con gli altri. E questo ti porta ancora più incoraggiamento. Il credente ha piacere di andare in casa di un credente e quello ha bisogno di io ti aiuto a imbiancare o ti aiuto a aggiustare la macchina. Quello incoraggiato, io incoraggiato. Lo Spirito lo guida sempre più incoraggiamento. C'ha voglia di prendere responsabilità nella Chiesa. Ha voglia di... ha ancora forza in più, dai, posso aiutarti qualche cosa, vengo a casa tua, c'è bisogno. Perché ha questa gioia da altre gioie. Il credente che ha la stessa partenza dell'altro credente, ma dà retta allo Spirito Santo. E questo porta, come dice qua, vita e pace. Dunque, riassumo un pochino. Chiunque si attacca a Gesù, dona la vita a Lui, viene rigenerato dallo Spirito di Dio. Viene saldato su Gesù. Muore con Lui, sepolto con Lui, risuscita con Lui. E ha questa nuova vita. Chiunque. Poi, capitolo 7, si accorge che ancora gli succedono dei peccati. Meno infelici. Adesso impariamo, capitolo 8. Attenzione, il più forte abita in te, lo Spirito Santo. Fai quello che dice Lui. Non mancare alla riunione, non rispingere un pensiero che Dio ti mette come aiutare quella sorella, non rispingere il pensiero telefono a quello, dargli un versetto, incoraggialo. Lo Spirito Santo che comanda sempre di più e quel credente brilla sempre di più, come quella pizzeria dopo cambiato quello che guidava. Adesso dipende da te. Vuoi tu dare più retta? Mi piace questo. Io mi voglio anche un pochino divertire, lasciarti andare a qualche parola non troppo. Vuoi tu per far vincere la carne?
la morte è la fine. Scoraggiamento sempre più forte. Vuoi tu dare retta allo Spirito di Dio? Gli incoraggiamenti verranno sempre di più. Anche se sei in una situazione di sofferenza o di difficoltà o in una situazione difficile, lo Spirito Santo proprio lì ti guida a essere sempre più, come diceva, vita e pace, sempre più contento, sempre più esuberante, sempre più gioioso. Versetto 8. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Versetto 9. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. L'ho detto con parole mie. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Lo Spirito di Dio è più forte. Come quando si accende una candela, le tenebre vanno per forza via. Questi lampadari non permettono tenebre qui dentro. Lo Spirito Santo è più forte. Ma tu devi deciderti a chi dare retta, a chi dare il volante, a chi farti guidare. Rileggo di nuovo. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Questo versetto è anche spiega molto le conseguenze delle nostre disobbedienze possono essere proprio larghe nella nostra vita. Qua dice, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, Dio è più forte, lo Spirito Santo è più forte. Lo Spirito Santo lascia via quelle tenebre. Se tu sei nato di nuovo, tu hai qualche cosa dentro di te che è molto più forte dello scoraggiamento, dell'autocompassione, del negativo, dello scoraggiamento, molto più potente. Rivolgiti a Lui. Deciditi adesso, basta che mi perdo là, adesso voglio che il Signore guida la mia vita. Signore, guida tu la mia vita, sono disposto di togliere qualche cosa, di cambiare orari, di non accendere più questo, perché voglio obbedire a te. Dipende da te. La partenza del credente carnale e del credente spirituale è la stessa partenza, la nuova nascita. Come tu vai a finire dipende da te. Vai al Signore. Dagli veramente tutte le chiavi della tua vita. Dagli veramente di dirti di non fare questo, di fare questo. E poi fallo. Lascia. Anche se le tracce del peccato e della morte ci sono ancora contemporanee. Versetto 11. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Vedete quante volte lo Spirito Santo è menzionato? Io vorrei trascinarvi tutti a questa, che anche la vostra vita sia piena, scritto tutto di Spirito Santo.
uguale se c'è una malattia in famiglia, uguale se qualche traccia della vita di prima ancora è visibile e tutta la sa, ma tu puoi fare scrivere lo Spirito Santo da tutte le parti della tua vita e del tuo coniuge, dei tuoi figli, di quello che fai. Tu puoi farlo. E questo là è l'obiettivo di Gesù. Questo è l'obiettivo di Gesù. E Paolo dice, qui Romani 8, questo è normale. Ma devi deciderti. Devi farlo tu. Versetto 12. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne. Perché se vivete secondo la carne voi morirete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Vedete, questa io ho detto una decisione, qua dice proprio voi fate morire. Questa è la stessa cosa. Tu ti accorgi che le ore di televisione la sera non ti aiutano a seguire Gesù. Fai una decisione. Se tu ti accorgi che trattenerti tanto tempo in internet, fai una decisione. Spegni. Dici, io voglio che lo Spirito di Dio guidi la mia vita. Fate morire le opere del corpo. Un modo di far morire sarebbe spegnere quella macchina. Spegnere anche certi pensieri. Quando ho detto adesso calma, stavo pensando come spiegare. I credenti maggiormente sono tentati nei pensieri. Dei pensieri di dare un pochino una gomitata a quella lacrima delle quelle parole. Ci faccia capire che con me non può parlare così. Ci voglio il pensiero. La prossima occasione vedrai il pensiero. Ecco la cara. Poi il pensiero che il mio padrone di lavoro mi ha detto queste parole, non lo rispettare, la prossima volta io gli rispondo. La calma. Oppure Gesù non ha detto che non mi devo comprare la bella, guarda, questa bella, la voglio. Che vuoi fare? La voglio. Spegnere il pensiero. Perché vogliamo. Voi cosa volete? Volete che lo Spirito Santo veramente vi guidi? Lo volete veramente? Prendete delle decisioni. Consacratevi a Lui. Questo dipende da voi e da me. Versetto 13. Perché se vivete secondo la carne voi morrete. Perché, vedete, potete anche, ma io penso molti di voi hanno fatto l'esperienza che perdendo molto tempo alla televisione, molto tempo in internet, molto tempo a tutte le cose che si possono indagare, comprare, domandare, forum, qua, là. Il risultato? Qua lo chiamo morte, ma il risultato non è felicità. Il risultato non è soddisfazione. Il risultato è di volerne sempre di più. Allora fate morire le opere del corpo, allora vivrete. Versetto 14. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui.
giusto su questa lettera, vedete nel versetto 9 Paolo dice ai Romani: voi però non siete nella carne. E poi dice: se veramente avete accettato il Signore, cioè prima augurava che tutti fossero veramente nati di nuovo, ma adesso qui nel 13 dice: se vivete così vi succede questo, se vivete così vi succede questo. A voi la decisione. Cioè il nato di nuovo ha una serie di decisioni davanti. Chi di voi sente che il Signore bussa, che tu devi veramente deciderci a far comandare lo Spirito Santo? Chi di voi sente il bisogno di dire: Signore, voglio smettere, voglio liberarmi per essere più consacrato a te? Perché non pregare adesso? Perché non alzarti o dalla tua sedia e dire: Signore, io adesso voglio consacrarmi allo Spirito Santo che governi, che guidi, che comanda la mia vita? Chi di voi? Rispondi oggi al Signore. Stasera forse non lo farai più. Vorrei proprio usare il peso di questi capitoli, perché sapete, è più facile quando la tentazione è piccola dire no, anziché quando ci siamo abituati a quel male, poi è molto più difficile. Quando ci siamo abituati che ogni giorno faccio tante ore questa, è molto più difficile sterzare. Fallo quando è piccolo. Qui dice: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Questo è il normale per i figli di Dio, essere guidati dallo Spirito di Dio. Vedete, io sto predicando, ma io voglio fare questa preghiera fra poco, perché adesso parlo a voi, ma lo Spirito Santo sta parlando a me, che io devo fare questo. E potremo avere un momento di preghiera e farlo chi si sente. Mi fermo qui con il 17, perché adesso ne vengono tante altre meravigliose cose che queste sono per domani pomeriggio, e neanche le finiremo tutte. Dunque mi fermo qui, prego subito io, e poi chi di voi vuole pregare, farlo subito. Oh Signore, grazie della Bibbia, grazie per questo libro da dove tu ci hai parlato tantissime volte anche a me adesso. Signore, grazie che il peccato che è dentro di noi non è l'ultima parola, ma tu hai dato in noi lo Spirito tuo. Grazie per questo forte, lo Spirito tuo in me. Signor Gesù, hai parlato anche a me e ti voglio dire che mi voglio consacrare maggiormente a te, Signore. Ti voglio dare più spazio nella mia vita, Signore. Non farmi tirare da certe cose che tirano me nell'internet, ma essere consacrato a te, Signore, della Chiesa. Aiutami tu in questo, tu devi avere il primo posto, niente